libero femminili, corsia numero 1 Virsma, 2 Melchiorri, 3 Cam, 4 Dalbi, 5 Sossi, 6 Enca, 7 Arnoux, 8 Coada. Cristina Sossi alla corsia numero 5 ha ottenuto questa mattina il secondo tempo con 4:15:68, una Sossi che si presenta molto bene in condizioni e che dopo i 400 affronterà anche con buone possibilità la gara degli 800 stile libero, ma intanto vediamo che è già in testa Irene Dalbi alla corsia numero 4, che questa mattina aveva ottenuto il miglior tempo con 4:13:32. La Sossi però, Dennerlein, ci sembra che stia seguendo molto bene la capolista. Sì, lei di solito a fare la seconda parte della gara più forte della prima e quindi la vedo abbastanza bene. Già è seconda ai primi 100. 1:02:01 il passaggio della Sossi, mentre Manuela Melchiorri alla corsia numero 2 è passata in 1:02:66. La Melchiorri solitamente anche ha un ottimo finale. Ha un ottimo finale, bisogna vedere, stamattina mi è sembrata molto buona. Ha avuto ultimamente un fastidio, una specie di tonsilite che ha tenuto fuori dall'acqua per circa una settimana, vediamo come ha recuperato. Ricordiamo che Cristina Sossi, che è la campionessa italiana in carica, con 4:13:76 è giunta quarta a Bonn nell'89, stabilendo il record italiano degli 800, poi smise per un anno ed ora ha ripreso facendo ottime cose, vincendo per esempio il circuito indoor della World Cup nella specialità del mezzo fondo. E sempre Irene Dalbi in testa, seguita dalla Sossi, prima Dalbi, seconda Sossi, seconda Arnoux, terza Sossi, 2:05:74 il tempo della Sossi, 2:05:68 il tempo dell'Arnoux. La belga Arnoux. Sta rimanendo molto bene anche la Melchiorri in seconda corsia e penso che abbiamo buone probabilità di piazzare tutte e due sul podio. Ecco, la sparizione delle specialiste tedesche anche qui ha aperto nuove prospettive ad atlete che forse ingiustamente erano ritenute di secondo piano, ma erano soltanto più genuine. Sì, indubbiamente. Ecco, la Sossi sta rimontando la Dalbi. In effetti delle rappresentanze tedesche abbiamo solamente una nuotatrice alla corsia 6 che mi sembra piuttosto in difficoltà. Ma intanto vediamo la Cristina Sossi che sta rimontando molto bene. Adesso la Dalbi per effetto per rapidità sta ancora andando senza gambe, di solito negli ultimi metri riesce a mettere in azione la gamba. Adesso vedremo allo sprint finale che cosa succederà. Sossi che è lanciata alla rimonta della Dalbi, la Melchiorri è in buona posizione anche lei alla corsia numero 2, mentre sta rinvenendo alla corsia numero 8 la rumena Beatrice Coada, una concorrente pericolosa, la ricordiamo seconda nella giornata di apertura nella gara dei 400 misti, ma la Sossi sta attaccando la Dalbi. Sossi e Dalbi, e forse la Sossi tocca per prima, no, la Sossi all'attacco, la Dalbi ci sembra in difficoltà, il tabellone non ci dà più la situazione, mentre è sempre la Dalbi che resiste all'attacco della Sossi. La Melchiorri anche lei in lotta, ma sta sprintando la Coada. Dalbi, Sossi e Coada, la Sossi cede leggermente, la Dalbi mantiene il vantaggio. Dalbi, Sossi e Coada. Dalbi, Coada e Sossi, purtroppo nel finale, pensate, per me Irene Dalbi 4:11:63, seconda Beatrice Coada 4:12:33.